La prima, sì. girati un po' qua, la prima 2007, Zoncolan, cosa ti ricordi? Era il giro di Di Luca. Mi ricordo che era la prima volta che facevo lo Zoncolan e forse neanche io sapevo cosa mi aspettava. Perché l'altro giorno hai detto che lo Zoncolan è più facile? Ti trovi meglio, non è più facile No, che sulla perché Marmolata? la Marmolata è una salita che comunque la strada è molto larga e perdi anche i riferimenti, non ci sono tornanti, mentre lo Zoncolan sì è dura, però è una salita dove ha una pendenza un pochino diversa, che poi alla fine un po' in tutte e due ognuno tiene il suo ritmo, però è una scala proprio completamente diversa. Nel 2013 siamo andati in crociera insieme, avevi fatto una promessa ai friulani, vincerò sullo Zoncolan. Non l'hai mantenuto. Ecco, nel 2011, bellissima tappa con Contador, quello è stato un po' uno spettacolo unico, vero? Sì, è stato uno spettacolo, ma tutte le volte che abbiamo affrontato lo Zoncolan sicuramente è stata un'emozione particolare perché abbiamo trovato un grande pubblico, poi gli alpini in cima, specialmente sugli ultimi 3 km, veramente qualcosa di particolare che non si vede in tutte le gare. Sul Montasio nel 2013 hai praticamente dato un segnale per vincere il tuo giro. Sì, quello sì è stato un passaggio importante sul Montasio dove si è messo diciamo un mattoncino. Senti, due domande veloci su due friulani, Gasparotto. So che l'altro giorno l'hai abbracciato dopo la Marmolata. Siamo amici, per tanti anni ci siamo allenati insieme, ora lui è direttore alla Bora e quindi per lui anche essere arrivato in ammiraglia subito aver conquistato un Giro d'Italia da direttore penso che è una grandissima soddisfazione. E Pellizotti che è in ammiraglia alla Bahrain? Ecco, lui... Te lo aspettavi? No, certo, chiaramente me lo aspettavo perché anche lui è stato compagno di camera, direttore, è stato anche avversario, quindi ci sono veramente tanti aneddoti. Vai.